Ecco la situazione meteorologica, una rimonta anticiclonica sul nostro settore, ma a partire da domani inizierà anche l'afflusso di correnti fresche da est che farà scendere le temperature anche in Liguria. Nel corso delle ore pomeridiane aumento progressivo della nuvolosità sui versanti padani, mentre sui settori costieri permarranno condizioni di stabilità con cieli pressoché sereni. Venti dai quadranti settentrionali, momentanea scaduta pomeridiana prima di un nuovo rinforzo in tarda serata da nord-est. Mare poco mosso, quasi calmo su tutti i settori, con nuova crescita da est e sud-est al largo approssimativamente intorno alla mezzanotte. Temperature stazionarie e quindi superiori alla media stagionale del periodo e come ieri picchi sulla costa anche oltre i 20 gradi. Per domani, mercoledì 18 marzo, la Limet prevede un veloce incremento della copertura nuvolosa dopo la mezzanotte e possibilità di piogge sul settore centro-occidentale. Quota neve localmente inferiore ai 700-800 metri su Bormida occidentale, Alpi Liguri marittime, precipitazioni in rapido transito da est a ovest, possibili fiocchi di neve anche sulle vette avetane. Altrove i cieli rimangono sereni o poco nuvolosi, schiarite in estensione pomeridiana anche i settori interessati dalle precipitazioni mattutine. Venti moderati o forti da nord-nord-est, con rinforzi possibili in mattinata al largo delle coste di centro-ponente e nelle ore pomeridiane sulle creste appenniniche di Levante e sulle vallate esposte del settore centrale. Mare mosso o molto mosso al largo, specialmente sui bacini occidentali, stirati o poco mossi sotto costa. Le temperature saranno in generale diminuzioni, con valori negativi in quota e valori massimi in sensibile calo sui settori costieri.